Buonasera a tutti, io sono Elisa Cusella, sono responsabile dei servizi all'impresa di Istituto Veneto per il Lavoro e con Confartigianato Imprese Veneto abbiamo organizzato questo ciclo di incontri. Questa sera è il sesto incontro di un ciclo di 7 incontri nel corso del quale le 7 ITS dell'Academy del Veneto incontrano e si presentano alle imprese del sistema Confartigianato. Questa sera in particolare è dedicata alla presentazione dell'ITS Last, è un sistema mobilità e logistica, ICT, internazionalizzazione e automotive. Avremo quindi l'opportunità di conoscere la sua organizzazione, i contenuti formativi proposti e le opportunità di collaborazione che un istituto superiore come il LAST può avere e può avviare con il nostro sistema e con il nostro mondo artigiano. Avremo quindi la possibilità di sentire la testimonianza di imprese del territorio, di uno studente che sta svolgendo un'attività di stage all'interno di un'azienda importante e anche l'esperienza di un'azienda che sta accogliendo in stage ragazzi dell'ITS. Sarà quindi anche l'occasione per fare una chiacchierata con le nostre aziende più rappresentative del territorio e capire anche quali sono le esigenze delle nostre aziende di accogliere figure tecniche professionali come quelle formate dall'ITS. Il primo momento di questa serata è quindi dedicato alla presentazione del manifesto di posizionamento che esprime un po' il pensiero e la visione di Confartigianato rispetto al mondo della formazione specialistica e quella erogata dagli ITS in particolare. Chiederei quindi al Presidente Massimo Speri, Presidente della Federazione Regionale dell'Autoriparazione, di intervenire per illustrarci e condividere con noi le linee programmatiche, il manifesto di Confartigianato. Grazie, buonasera a tutti. Intanto io voglio ringraziare sicuramente la Federazione, l'IVL, le associazioni territoriali e anche il direttore della Fondazione ITS Laura Speri per la disponibilità data. I colleghi imprenditori, naturalmente quelli collegati, che ci dedicano sia il tempo sia la loro attenzione. Questo, come si diceva, è uno degli appuntamenti che abbiamo con l'ITS. È volto a far conoscere la proposta formativa dell'ITS in maniera specifica, per cui in maniera migliore e in maniera più approfondita. Da seguito a un convegno fatto il 23 aprile in cui erano relatori il Ministro dell'Istruzione Bianchi e l'assessore Donazan e rende ancora più forte questo sodalizio che c'è tra imprese e ITS. L'ITS naturalmente è uno degli interlocutori che noi guardiamo con attenzione perché è quello che forma i giovani è uno di quelli che forma i giovani di cui noi avremo bisogno nell'azienda. Questa sera ci dedichiamo a uno dei temi proposti dalla formazione e vediamo i percorsi formativi professionali che consentono di andare vicino ai fabbisogni delle nostre aziende artigiane. Naturalmente ai colleghi imprenditori che ci stanno seguendo io raccomando sempre di guardare con attenzione anche a figure che magari nel dettaglio non sembrano quelle del nostro reparto tecnico, perché comunque anche l'artigianato si sta evolvendo, perché ha bisogno anche di figure diverse, con caratteristiche diverse, dove possiamo implementare anche la nostra impresa e tenerla sul mercato. Noi abbiamo dato vita a un manifesto con 10 punti che consideriamo punti fondamentali, magari non sono i soli, ma sono sicuramente i 10 punti che abbiamo considerato più fondamentali, guardando al futuro, alle imprese, alle competenze e alla collaborazione con ITS. Andrei proprio nel dettaglio a vedere almeno in parte o tutti questi 10 punti che compongono il nostro manifesto, che sono vogliamo che il mondo dell'istruzione e della formazione interagisca con il nostro sistema, reagendo alle sollecitazioni delle imprese per la crescita del capitale umano, molto importante in tutte le imprese artigiane il capitale umano. Vogliamo che la formazione e il mondo delle imprese sviluppino politiche e strumenti atti ad assicurare il pieno diritto di cittadinanza delle persone che operano nel mondo economico. Okay.
Pensiamo che dal connubio scuola-impresa devono attivarsi processi di accelerazione dei cambiamenti sociali, dei cambiamenti economici, opportunità connesse al pensiero creativo e democratico che stanno alla base del sviluppo economico. Siamo già al punto 4, ci impegniamo col sistema dell'education a promuovere una nuova stagione di mestieri e delle professioni che operano nell'impresa artigiana. Ci impegniamo a ibridare le culture e le tradizioni del lavoro con le nuove culture di sostenibilità. Al punto 5 del nostro manifesto, al punto 6, scusate, pensiamo che la formazione tecnica, sintesi dei saperi scientifici, sia uno strumento di espressione della creatività e dello sviluppo imprenditoriale. Come dicevo prima, non è più sufficiente solo il saper fare, ma anche il saper comportarsi e stare nel mercato, per cui un punto che io ritengo abbastanza importante. Ci impegniamo affinché l'allievo diventi il soggetto che attiva i processi di sviluppo strategico, generazionale, organizzativo nell'impresa artigiana e sia portatore di competenze pluridisciplinari di valore assoluto, che porti qualcosa di nuovo in sostanza, qualcosa di cui magari chiamiamole, tra virgolette, vecchie imprese artigiane non sono proprio abituate. Punto 8, vogliamo che il laboratorio dell'azienda artigiana sia il luogo ideale per valorizzare le applicazioni tecnologiche e anche la manualità artigiana. Importante, ma non rimasta la sola competenza necessaria. Auspichiamo che la nuova didattica, che il mondo dell'istruzione e della formazione necessariamente farà propria, rafforzi quegli strumenti e quelle modalità di apprendimento esperienziali, l'alternanza, l'apprendistato, i tirocini, che determinano il successo degli ITS. All'ultimo punto, anche se ho detto questi sono i punti che noi abbiamo considerato fondamentali, ma il nostro punto di vista è molto più ampio, noi ci attiveremo per promuovere il sodalizio tra imprese e mondo dell'istruzione e formazione, per far sì che questo avvenga tramite l'apprendistato quale sintesi di una nuova scommessa per il lavoro futuro. Riteniamo importante, questi sono i punti fondamentali del nostro manifesto, ma riteniamo importante che dalla formazione possano uscire giovani che ci portino sicuramente avanti quello che è il saper fare artigiano, ma che portino anche qualcosa di proprio per rendere questo saper fare artigiano attuale e nel mercato di ogni giorno. Grazie, io ho concluso, se avete bisogno di qualcosa sono qui. Grazie. Grazie Presidente, sicuramente il suo apporto è significativo, è importante e ci dà già dei primi spunti di riflessione che coglieremo nel corso di questa serata. Chiederei ora a Giulia Rosolen, che è la responsabile dell'area competenze e mercato del lavoro di Confartigianato Imprese Veneto, di condividere con noi alcune riflessioni e analisi sul ruolo degli ITS nel Veneto e sul futuro dei giovani che li frequentano e che si formano all'interno di queste strutture, all'interno delle nostre imprese. Prego Giulia. Grazie Elisa, grazie a tutti i partecipanti, che anche questa sera siete in tanti. Ringrazio il gruppo di lavoro, quindi tutti i colleghi delle associazioni territoriali, lo diciamo ogni sera ma è giusto dirlo, grazie, perché senza la vostra collaborazione queste serate non sarebbero state possibili. Sappiamo quanto impegno ci avete messo, quanto tempo avete dedicato anche all'ingaggio di questi imprenditori che poi noi vediamo partecipare a queste serate. Un ringraziamento anche al Presidente Speri che ci ha letto il manifesto, lo ha personalizzato con un intervento davvero bello, quindi grazie. Concludo con i ringraziamenti, inizio la mia presentazione, cercherò di essere breve, di raccontarvi che cosa sono gli ITS, quali sono i numeri degli ITS in Veneto, quindi quali sono gli iscritti nella nostra regione, i diplomati, anche con un confronto rispetto a quelli che sono i dati nazionali, e poi vi racconterò brevemente come funziona quello che è lo strumento per noi cardine per far entrare i ragazzi che provengono dagli ITS all'interno delle nostre imprese, delle nostre piccole imprese artigiane. Quindi inizio subito
con appunto dirvi che cosa sono gli istituti tecnici superiori. Gli istituti tecnici superiori sono una proposta formativa post diploma, si rivolge quindi ai ragazzi che si siano diplomati nell'istruzione secondaria superiore, abbiano quindi un diploma quinquennale, tecnico, professionale, liceale e che vogliano intraprendere un percorso terziario, perché l'ITS questo è, alternativo alle proposte universitarie. I percorsi ITS in questo momento hanno una durata biennale, hanno una durata che va dalle 1800 alle 2000 ore nel biennio. Al termine di questo biennio, come ci spiegherà poi Laura Speri, si consegue il titolo di diploma di tecnico superiore e in queste 2000 ore una parte davvero consistente viene svolta all'interno delle imprese con il tirocinio o con l'apprendistato. Tra l'altro i docenti di questi percorsi provengono per la maggior parte proprio dal mondo del lavoro, sono imprenditori esattamente come voi e gli ITS nascono proprio per dare una risposta alla domanda di competenze tecniche intermedie proveniente dal mondo dell'impresa e quindi è un percorso qualificante di tipo terziario ma fortemente professionalizzante. Ad oggi gli iscritti ai percorsi ITS, in realtà il dato che vi diamo è un dato che si riferisce al 2019 che è l'ultimo disponibile che ci viene messo a disposizione dall'Indire, che è l'istituto di ricerca che si occupa appunto di monitorare questi percorsi. Ad oggi, quindi facendo la precisazione relativa al 2019, gli iscritti in Veneto sono 764 su un totale in Italia di 5.097 iscritti. Come vedete è un numero importante ma un numero ancora molto contenuto, soprattutto se si considera il fabbisogno espresso dalle imprese. Questi ragazzi sono ancora molto pochi. In Veneto esprimiamo il secondo posto in quella che è la classifica nazionale rispetto al numero degli iscritti. Al primo c'è la Lombardia, subito dopo veniamo noi. Lo stesso riguarda i numeri relativi ai diplomati. Come vedete anche in questo caso i numeri dei diplomati crescono negli anni. Il Veneto anche in questo caso si colloca al secondo posto della classifica nazionale, ma anche qui ovviamente è un dato che risente del numero degli iscritti, il numero è ancora ridotto, soprattutto come dicevo prima se consideriamo quella che è il fabbisogno espresso dal mondo delle imprese. In questo dato che è appunto stato elaborato a partire dalla banca dati ANPAL Excelsior, vedete qual è il titolo di studio posseduto dalle persone assunte dalle imprese venete con meno di 49 dipendenti nel 2020. Allora sul totale delle assunzioni potete vedere come 400 di queste hanno riguardato, 390 hanno riguardato persone con appunto il diploma tecnico superiore, una percentuale cioè pari al 4% del totale delle assunzioni effettuate nel sistema della mobilità, quindi trasporto, mobilità e logistica. Una percentuale ancora bassa ma che dipende soprattutto dal fatto che le persone con questo titolo di studio sono ancora poche, altrimenti possiamo immaginare che questo numero sarebbe più alto sia in termini assoluti che in termini percentuali e comunque destinato a crescere al crescere della disponibilità di queste figure. Un altro dato ci dice come l'alleanza, come ci ricordava anche il presidente Speri, tra piccole imprese ITS sia importante e strategica ma come sia già di fatto una realtà. Se guardiamo appunto alle imprese che ospitano i ragazzi degli ITS in tirocini, guardando al dato dal punto di vista della classe dimensionale degli addetti di queste imprese, ci rendiamo conto di come oltre il 70% delle imprese sede di tirocinio dei ragazzi ITS abbia meno di 49 dipendenti, quindi il nostro mondo di riferimento.
Quello che abbiamo visto guardando questi primi dati è che c'è un numero di iscritti e di diplomati a questi percorsi inferiore rispetto a quella che sarebbe la domanda potenziale, e per aumentare allora il numero degli iscritti e dei diplomati che il governo Draghi ha voluto fortemente rafforzare questa offerta formativa, l'offerta formativa dei tecnici superiori, ha dedicato a questo obiettivo una parte importante anche del PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e dedicato anche un capitolo di spese importante, destinando proprio al rafforzamento degli ITS 1,5 miliardi di euro. In questi giorni, mentre noi ci confrontiamo, si sta anche discutendo una riforma dell'istruzione tecnica superiore che si propone proprio l'obiettivo di far diventare questa proposta formativa la scelta principale dei ragazzi che escono soprattutto dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali quinquennali, ma anche appunto dai licei. Rispetto a questa riforma in atto, il sistema della Confartigianato Imprese del Veneto ha proposto nelle mani proprio del ministro Bianchi una serie di proposte appunto per fare in modo che la piccola impresa diventi sempre più forte nell'alleanza con gli ITS. Abbiamo quindi chiesto la predisposizione di incentivi fiscali dedicati alle piccole imprese che vogliono diventare partner della fondazione, misure di detassazione per le collaborazioni avviate con gli istituti tecnici superiori, inoltre la disposizione di agevolazioni contributive importanti per quanto riguarda l'attivazione di contratti di apprendistato con i ragazzi provenienti dagli ITS, che prevedono per esempio anche l'azzeramento del contributo della NASPI e l'esonero dal ticket di licenziamento, quindi aspetti tecnici legati al costo del lavoro per ridurlo in maniera sempre più importante. Un rafforzamento delle misure di orientamento per fare in modo che sempre più giovani, sempre più famiglie, sempre più imprese conoscano questi percorsi e possano quindi sceglierli, e poi delle misure relative alla stabilizzazione dei finanziamenti di questi percorsi che seguono ad oggi ancora la logica annuale, ma che ci pare nella riforma debba essere definitivamente superata. Vi dicevo prima dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. Per ospitare i ragazzi che provengono da questi percorsi all'interno delle vostre imprese avete due opzioni. La prima è quella dello stage, che conoscete tutti, quindi il tirocinio curricolare. La seconda, è che noi stiamo promuovendo in maniera forte e sostanziale, è quella dell'apprendistato, un apprendistato un po' diverso da quello che conoscete normalmente, l'apprendistato professionalizzante. Questa è una tipologia di apprendistato che viene definita di terzo livello, in cui il percorso formativo che i ragazzi svolgono all'interno degli ITS entra a far parte del contratto, ma non produce comunque diritto alla retribuzione. Questo contratto prevede 3 componenti, una componente formativa che si svolge all'interno dell'azienda, e quindi una parte del piano formativo che i ragazzi svolgono in azienda, così come siete abituati a fare nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, una parte di formazione che viene svolta all'interno dell'ITS e poi delle ore di effettivo lavoro. Queste 3 componenti seguono una disciplina diversa per quanto riguarda la retribuzione, quindi per le ore di formazione svolte in ITS, quindi a scuola, non è prevista l'erogazione della retribuzione e neanche della contribuzione, mentre per le ore di formazione fatte in azienda è prevista l'erogazione del 10% della retribuzione spettante sulla base dell'inquadramento che individuerete, mentre per le ore di effettivo lavoro è prevista una retribuzione all'80% o 85% a seconda dell'anno di inserimento rispetto al appunto inquadramento contrattuale individuato. Al fine di sostenere questo contratto, che diventa un modo anche per attrarre da subito i giovani all'interno delle aziende, attrarli e assumerli fin da subito, quindi averli sicuramente all'interno dell'azienda, non perderli dopo il tirocinio perché sono molto richiesti, abbiamo previsto alcuni servizi
finanziati tramite la nostra bilateralità di EBAV proprio per sostenere lo sviluppo di questi contratti. Per esempio abbiamo previsto il sostegno nell'attività di coprogettazione e di accompagnamento contrattuale, quindi i colleghi dei territori sono disposti a seguirvi e preparatissimi per l'attivazione di questi contratti, per la formazione dei tutor aziendali, per l'adeguamento dei vostri sistemi di salute e sicurezza con la disposizione di specifici rimborsi di EBAV per questo tipo di servizi. Abbiamo poi previsto per i giovani assunti dalle nostre imprese con il contratto di apprendistato l'erogazione di una borsa di studio di 1.050 euro, quindi quando i ragazzi vengono assunti e si diplomano con questo contratto viene erogata questa borsa di studio. Abbiamo poi previsto, come per tutti i nostri lavoratori del comparto artigiano, la possibilità di accedere al nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto e al nostro fondo di previdenza complementare con una quota aggiuntiva dedicata proprio ai giovani. Questo insomma è il sistema che abbiamo cercato di sviluppare per favorire questa tipologia contrattuale e rispetto al quale poi siamo ovviamente a disposizione di tutti voi per tutti gli approfondimenti che riteniate opportuni. Io con questo ho concluso, lascerei adesso come di consueto ad un breve clip, un video realizzato dal nostro ufficio studi in cui la nostra Anna Miazzo ci dà un'idea di quelli che sono i numeri delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale in Veneto e poi nello specifico con un focus sui numeri delle imprese proprio del sistema della mobilità e della logistica. Prego la regia. Grazie. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, intercettano una fetta piuttosto rilevante del tessuto imprenditoriale della nostra regione, per un totale di 28 mestieri coinvolti. Tra questi citiamo l'abbigliamento, l'arredo, ma anche la chimica gomma plastica, l'edilizia, l'elettronica, l'ICT, la grafica, ma anche alimentazione e ristorazione, passando per la meccanica, il tessile, il trasporto merci e il trasporto persone. Sono in totale 197.000 le imprese potenzialmente interessate. Di queste il 75,2% è impresa artigiana. Le imprese con almeno un dipendente sono oltre 82.000, di cui 34.000 artigiane. All'interno di queste imprese operano oltre 1 milione di addetti, di cui 265.000 attivi in imprese artigiane. I lavoratori e le dipendenze sono invece 767.000, di cui circa 149.000 attivi nell'artigianato. L'ITS Last interessa essenzialmente 4 mestieri: meccatronica, logistica, trasporto merci e trasporto persone, per un totale di 49.000 imprese. Di queste 14.000 sono imprese artigiane. Le imprese con almeno un dipendente sono invece 12.200, di cui 5.000 artigiane. All'interno di queste imprese operano oltre 155.000 addetti, di cui 37.000 nell'artigianato. I lavoratori dipendenti sono invece circa 98.000, di cui 18.000 nell'artigianato. Io a questo punto chiederei alla dottoressa Laura Speri, e oggi abbiamo ironizzato anche un po' su questa cosa, che il cognome Speri imperversa, pur non essendo collegati fra di loro, è la direttrice dell'ITS, la nostra direttrice dell'ITS Last. Chiederei appunto a Laura di darci un po' un quadro generale di che cosa l'ITS offre, di quali sono i profili professionali che vengono formati dalla vostra struttura, qual è l'offerta specialistica, tenuto conto che sempre più in questi anni la vostra offerta si è anche ampliata, passiamo dalla logistica, dalla mobilità, ICT, internazionalizzazione, ma anche e soprattutto automotive. Quindi io chiederei a Laura di collegarsi, di accendere audio e video.
Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera, ti sentiamo forte e chiara, e quindi chiederei a te di condividere anche un po' le informazioni che abbiamo visto, per darci un quadro completo sulla vostra struttura, sui vostri numeri, su quanti sono i ragazzi che formate, ma soprattutto su cosa potrebbero fare i ragazzi che escono dall'ITS Academy Last all'interno delle nostre imprese artigiane. Prego Laura. Innanzitutto vi ringrazio. Allora, il cognome è uguale con Massimo, non è che non abbia proprio niente, perché siamo cresciuti a 50 metri di distanza, quindi ci conosciamo molto bene e poi ci ritroviamo qui. Io quindi vi parlerò un po' della nostra fondazione. Intanto vi ringrazio il sistema Confartigianato perché noi abbiamo bisogno delle aziende. Senza le aziende gli ITS non potrebbero esistere, e quindi anche per le associazioni datoriali che comunque puntano sul territorio, sull'innovazione, sulle aziende, per noi è fondamentale, e quindi credo che questo tipo di incontri, di webinar siano stati davvero importanti, ma anche perché credo, adesso non vorrei peccare di presunzione, però con gli ITS i numeri ci sono, le aziende li gradiscono, non riusciamo a soddisfare quasi le richieste che ci arrivano dalle aziende. Ora è un periodo in cui se ne parla tanto, perché a partire dal discorso di Draghi che bisogna raddoppiare il numero di ITS perché sono ancora un po' quasi sconosciuti, e quindi insomma abbiamo bisogno di benzina, di forza e di essere conosciuti dalle aziende e dai ragazzi, chiaramente, aziende grandi, aziende piccole e così via. Quindi insomma ringraziamo, penso che questo sia un ringraziamento che vi è arrivato da tutte le fondazioni, perché le aziende sono parte fondamentale. Sono parte fondamentale. In questa slide vi ho scritto quando siamo nati. La Fondazione LAST è nata nel 2010 presso l'Interporto Quadrante Europa. LAST sta per Logistica, Ambiente, Sostenibilità, Trasporto. I soci fondatori all'avvio erano Confindustria Verona, Consorzio ZAI, CFLI, il San Zeno, la Scuola Giorgi, la Scuola Marconi, il Liceo Brocchi, la provincia di Verona, Quadrante Servizi e Università degli Studi di Verona. Perché? Perché da DPCM del 2008 era previsto che gli ITS fossero gestiti da fondazioni, e all'interno di queste fondazioni ci devono essere dei soci pubblici e dei soci privati. Quindi il pubblico, l'università, le scuole, l'ente locale, soci privati, aziende di settore ed anche enti di formazione. Inizialmente sembrava come potrà andare d'accordo il pubblico col privato, sembrava quasi una scommessa difficilissima. E invece insomma i risultati ci stanno dando ragione. Col tempo le aziende sono aumentate, perché abbiamo introdotto altri soci proprio partner, sono aumentate le sedi. Noi siamo partiti con un corso su Verona, ora siamo a Verona, a Vicenza, a Padova. I nostri ambiti di intervento, anche questi, sono aumentati. Siamo partiti con la logistica, poi abbiamo aggiunto l'automotive, l'informatica e l'internazionalizzazione. Qui vi ho messo un po' di numeri, giusto per rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Gli ITS sono ancora un piccolo segmento, se pensiamo ai numeri che fa l'università o se pensiamo ai numeri di questo tipo di formazione terziaria all'estero. In Germania i ragazzi che si iscrivono ai percorsi professionali post diploma sono 800.000. In Italia dopo 10 anni siamo arrivati
a 12-13 mila, quindi di strada da fare ce n'è ancora molta. Noi come Fondazione LAST dal 2013 abbiamo diplomato 540 studenti. Qui ho già inserito i ragazzi che si diplomeranno la prossima settimana, perché gli esami del corso ITS si fanno insomma un po' come alla scuola intorno a metà luglio. Il nostro tasso di occupazione è superiore al 90%. E questo insomma la dice lunga. Lo scorso anno, quindi anno Covid, in cui le aziende erano in cassa integrazione, in cui si voleva licenziare, siamo riusciti comunque a raggiungere l'85%, che per l'anno di cui stiamo parlando è davvero una percentuale molto molto alta. Ad oggi abbiamo circa 400 aziende coinvolte, poi vedremo meglio come le aziende possono essere coinvolte all'interno della nostra fondazione, ma a vario titolo, quindi dalle visite agli stage, gli apprendistati e così via. Le classi frequentanti oggi sono 13, abbiamo 6 classi al secondo anno e 7 classi al primo anno, per un totale di 281 studenti. E i docenti coinvolti sono circa 200. Circa 200 perché? Perché non è come alla scuola superiore, che il docente fa tutti i giorni il lunedì dalle 9 alle 11 2 ore. Qui i docenti, provenendo per lo più dal mondo del lavoro, ognuno porta la sua esperienza e quindi abbiamo un'eterogeneità di docenti, quindi il rapporto studente-docente vedete che è quasi 1 a 1, ma perché? Perché andiamo a cogliere, andiamo a cercare le competenze specifiche dove ci sono, e quindi magari il docente fa 12 ore, 20 ore, fa dei moduli molto piccoli, ma fa quei moduli in cui ha la massima specializzazione in quel settore. Le aziende, mi è stato chiesto di appunto parlare delle aziende che possono essere coinvolte all'interno della nostra fondazione. Come vi ho detto, i nostri ambiti sono davvero tanti: logistica, automotive, ICT e internazionalizzazione. Quindi l'azienda varia. Per la logistica abbiamo aziende di spedizionieri, aziende di autotrasporti, operatori doganali. Per la parte dell'automotive, officine, concessionarie, ricambisti. Per la parte dell'informatica, per lo più software house, ma anche tantissime aziende produttive. Perché? Perché se pensiamo alla logistica, qualsiasi azienda produttiva ha bisogno di una logistica in entrata, una logistica in uscita. Se pensiamo anche alla parte informatica, ormai qualsiasi azienda, anche le più piccole, hanno un sito internet, hanno l'e-commerce, che poi sono aumentati chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, c'è stato appunto il boom che tutti sono andati a ricercare l'e-commerce, cosa che magari non avevano mai pensato fino a poco tempo fa, e quindi la tipologia di aziende è molto variegata. Però quello che mi interessa sottolineare è quello che ho scritto, cioè tutte le aziende, grandi, piccole, medie, però che siano interessate a puntare sulla crescita dei giovani, sulla crescita del territorio. Tante volte sembra che non è, ecco, l'ITS non chiede all'azienda di assumere le persone, non chiede all'azienda per favore, come magari a volte può capitare nella formazione, di accogliere lo stagista,
ma le aziende si stanno rendendo conto che avere uno stagista, che avere un tirocinio da parte di ITS è davvero un valore aggiunto. E questo ce lo conferma il dato di occupazione, perché avere più del 90% vuol dire che effettivamente l'azienda si è trovata bene con quel ragazzo, vuol dire che l'azienda ha investito volentieri. Chiaramente all'inizio a volte ci sono, no, le richieste che l'azienda lo vorrebbe alto, biondo, sveglio, già formato su tutto e così via. Ecco, nei 2 anni di percorso i ragazzi sono in formazione, quindi ecco, probabilmente il primo giorno questo ragazzo che va a fare il tirocinio in azienda non potrà essere pronto al 100%, quindi un piccolo sforzo di investimento anche da parte dell'azienda lo chiediamo, però vediamo che questo investimento le aziende lo fanno molto volentieri e poi ne hanno assolutamente beneficio. È anche un modo poi per fidelizzare il ragazzo, per condurlo, magari facendo lo stage addirittura sia nel primo anno che nel secondo anno, farlo crescere. E noi vediamo i ragazzi che fanno l'esame, portano la loro esperienza di tirocinio, che si sentono già davvero parte di queste aziende, la vivono come se fosse una loro azienda, magari non sono ancora assunti, ma sono davvero molto molto fidelizzati e hanno proprio voglia di crescere e voglia di fare meglio. Per quanto riguarda i corsi, qualcosa è già stato detto, ma lo ho specificato qui. I corsi sono distribuiti su 2 anni, questo è proprio da normativa statale. Le ore di formazione sono 1900 nei nostri corsi ITS, metà delle ore sono in aula e metà delle ore sono in stage. Le ore aula, come potete capire, sono molto pratiche, sono molto professionalizzanti. Perché? Perché abbiamo il 60% dei docenti che arriva dal mondo del lavoro. E visto che questo 60% dei docenti arriva dal mondo del lavoro, chiaramente la formazione che fanno non può che essere pratica. Cioè il docente del lavoro arriva e porta il caso pratico. Il docente, abbiamo anche docenti dall'università e dalla scuola, e questi fanno magari più la parte teorica, però poi è il caso aziendale, il caso pratico che fa capire davvero ai ragazzi che cosa troveranno poi nel mondo del lavoro. A volte quando facciamo magari questionari di valutazione, i ragazzi ci dicono: il professore universitario didatticamente è perfetto, non sbaglia una virgola. Magari il professore del mondo del lavoro qualcosa di pedagogia, qualcosa di didattica non ce l'ha, però ci dà tanto di più, ci fa capire davvero il caso reale, quello che è successo il giorno prima in ufficio, che problema c'è stato e come questo problema è stato risolto. E questo è un po' il valore aggiunto che c'è nell'ITS. Alla fine dei 2 anni i ragazzi svolgono un esame di Stato che è condotto da una commissione indicata dal Ministero dell'Istruzione e viene rilasciato un diploma di 5° livello EQF. Ora si parla di appunto European Qualification Framework, che è un po' la classificazione europea. Il diploma di maturità corrisponde al 4° e la laurea corrisponde al 6°. Quindi il livello che dà l'ITS è il livello che mancava fra le 2. E questo diploma di 5° livello EQF è riconosciuto in tutta Europa. Altra caratteristica
che i ragazzi apprezzano molto degli ITS è che tutte le 7 fondazioni siamo accreditati Erasmus. Quindi partecipiamo a bandi e i ragazzi possono richiedere la possibilità di fare lo stage all'estero. Quindi ogni anno abbiamo una ventina indicativamente di ragazzi che vengono inseriti per la parte di stage a Berlino, piuttosto che a Siviglia, piuttosto che a Alicante o Brema. Okay? Quindi anche questo è davvero un valore aggiunto. Infine, altra cosa molto importante è quella delle visite didattiche. Le visite didattiche, i ragazzi possono toccare per mano le aziende e pensando adesso sì, sia Erasmus che visite didattiche nell'anno 2020 potete capire che non le abbiamo realizzate, però per dire adesso nell'anno 21 abbiamo già ripreso e quindi abbiamo una quindicina di ragazzi che in questo momento sono all'estero. Con settembre ci auguriamo di poter riprendere le visite didattiche. Per i corsi di logistica in genere andiamo al porto di Rotterdam, al porto di Anversa, andiamo a vedere Amazon, andiamo a vedere i magazzini di Calzedonia piuttosto che di Aia. Per la parte automotive siamo andati a vedere la fabbrica della MAN o a vedere la fabbrica della BMW in Germania. Quindi insomma sono esperienze che davvero fanno crescere i nostri ragazzi. Per quanto riguarda i nostri percorsi formativi, il nostro storico percorso è quello di trasporti e logistica, che lo facciamo a Verona, a Padova e a Vicenza. Ora chiuso qui, chiamiamole le macro aree, che sono logistica d'impresa, la gestione del magazzino, la gestione dei trasporti e le competenze trasversali. Come si diceva prima, le competenze trasversali ci sono in tutti i corsi e sono davvero, davvero tanto importanti. Tante volte le aziende ci dicono sì, magari la parte hard, il come compilare un documento di trasporto o come leggere un bilancio si impara, è facile. Magari è più difficile riuscire a gestire l'autista arrabbiato, magari non è neanche della nostra cultura e magari si fa fatica a comunicare perché entrambi non si parla la stessa lingua, ecco. Quindi puntiamo davvero tanto anche sulla parte delle quelle che si dicono le soft skill. E in questo ambito mettiamo anche le lingue. Per i corsi di trasporti e logistica facciamo sia inglese che tedesco, perché noi siamo nati a Verona e quindi per Verona i rapporti che ha con i paesi di lingua tedeschi sono molto importanti, e poi comunque l'inglese lo si dà per scontato. Tante volte non riusciamo a trovare i ragazzi per le aziende che sappiano bene il tedesco, ma l'inglese è dato per scontato. Ormai l'azienda non ti chiede più che sappia l'inglese, perché è ovvio che lo deve sapere. È l'informatica, il problem solving, la comunicazione. Poi per quanto riguarda appunto la parte più di specifica, la logistica d'impresa, quindi qui partiamo un po' di economia, marketing, tutto ciò che riguarda l'organizzazione di impresa nello specifico della logistica. La gestione del magazzino, partendo addirittura dalla progettazione del magazzino, sistemi di movimentazione, che tipo di scaffalature fare banalmente, alla parte dei trasporti. E qui trasporto marittimo, trasporto aereo, trasporto su gomma, che tipologia di documentazione devo avere, la contrattualistica, la parte di accisa, di dogane,
Quindi in questo percorso i ragazzi hanno una conoscenza a 360 gradi di questo mondo della logistica. Poi, durante lo stage, ognuno si specializza in uno specifico settore. E lo stage, come viene organizzato lo stage? Si fanno dei colloqui con i ragazzi e si cerca di capire un po' i loro desiderata. C'è il ragazzo che ci dice io non riesco a stare davanti al computer 8 ore al giorno, ho bisogno di un lavoro movimentato. C'è la ragazza che magari ha fatto corrispondente lingue estere e ci dice a me piacerebbe utilizzare la conoscenza che ho delle lingue, sono molto precisa, quindi la normativa mi piace, e quindi si cerca un po' di individuare le caratteristiche dei ragazzi che comunque conosciamo perché li vediamo tutti i giorni, e cercare di abbinarle alle richieste che ci fanno le aziende, perché anche all'azienda chiediamo di che cosa hai bisogno, quale sarà la mansione che andrai a far fare al nostro studente. Quindi abbiamo l'ufficio traffico nazionale, abbiamo l'operatore doganale, abbiamo l'ufficio import-export, la gestione del magazzino, la progettazione di magazzino. Quindi questi sono un po' gli ambiti specifici. Il corso di Service Manager, che forse è quello che vi interessa di più, anche questo ha 3 macro aree. La parte dell'area tecnica, quindi tutta la parte di meccatronica, i ragazzi vanno proprio in officina a studiare la parte tecnica del motore, sia auto che truck. La parte organizzativa gestionale, quindi come è organizzata un'officina, la gestione economica dell'officina, la gestione dei ricambi, del magazzino ricambi, per dire, e anche la parte comunicativa, quindi gestione del cliente. Come io gestisco il cliente? Tante volte le aziende ci dicono mi è più facile trovare il meccanico che si sporca le mani nel motore, però trovare uno che riesca a gestirmi il cliente è una cosa che trovo più difficile, e banalmente nel gestire il cliente i docenti raccontano anche banalmente come spiego la fattura alla fine del lavoro. Se c'è un problema perché il ricambio arriva in ritardo, il cliente è bene chiamarlo, telefonargli. Se il preventivo cambia da quando gli ho fatto il preventivo al lavoro, forse è il caso di dirglielo. Se durante la lavorazione mi accorgo che c'è stato un problema e che quindi forse sarebbe il caso che la lavorazione fosse diversa da quella preventivata, forse è bene che io lo comunichi. Quindi sono tutte, ora io non sono un tecnico e quindi magari sto dicendo delle banalità che voi mi direte, beh, è ovvio che è così, però a volte sento dire che a volte anche le banalità non sono così scontate. Gli sbocchi lavorativi poi dei nostri ragazzi: accettatore cliente, addetto al back office, addetto alla logistica dei ricambi, anche al banco vendita, il tecnico di officina, e poi magari dopo una buona gavetta, perché no, qualcuno potrebbe diventare anche un service manager. Addetto alle garanzie, un altro sbocco lavorativo che mi viene in mente pensando a questo corso. Brevemente passo ai corsi Digital Transformation. Questo è specifico nell'informatica e quindi qui i ragazzi imparano a programmare, imparano la grafica, qualsiasi azienda ha un sito, qualsiasi azienda quasi ha un'app,
e quindi anche tutte quelle cose che fanno parte della sicurezza informatica, quindi user interface, cyber security, programmazione. E i corsi a volte si intersecano perché voi mi dite quanto l'informatica sta entrando anche nell'officina. L'officina 4.0 sicuramente ha anche queste competenze. Con tutti i sistemi di monitoraggio, sapere che tra un po' si saprà, chi è in officina saprà dall'app che sta arrivando la macchina XY perché ha quel pezzo rotto, e quindi già sono preparato ad accoglierla come si deve. I ragazzi di questo corso andranno a fare i programmatori, gli sviluppatori di app, andranno a creare siti o a seguire la cyber security. L'ultimo corso è quello di internazionalizzazione, che abbiamo pensato per lo più per le aziende di piccola e media dimensione che vogliono aprirsi ai mercati internazionali. Anche qui col post pandemia sarà tutto molto diverso, nel senso che sarà molto informatico anche qui, probabilmente chi si occupa di questo prenderà la valigia in meno, magari una volta in meno rispetto a prima, quindi anche qui c'è una parte importante di digital strategies, si parla di digital export manager, quindi chi fa tutto tramite le fiere virtuali o gli strumenti Alibaba piuttosto che Shopify, ok? Conosce come entrare nei mercati internazionali e come le culture diverse, perché magari se io propongo un prodotto a un indiano lo proporrò in modo diverso rispetto che a una persona degli Stati Uniti. E conoscerà anche la parte di logistica internazionale, quindi tutto quello che segue la vendita del prodotto, quindi contrattazione, fiscalità, dogane e così via. Questi i possibili sbocchi lavorativi: Export Manager, ufficio import-export, marketing operativo estero, e-commerce e trasporto internazionale. Ecco, l'ultima slide per dirvi che cosa cerchiamo noi dalle aziende. Allora, le aziende collaborano con noi per l'analisi dei fabbisogni, nel senso che noi abbiamo un comitato tecnico-scientifico e è il comitato composto da aziende, composto da università, che ci dice di che cosa le aziende hanno bisogno. I corsi sono stati fatti proprio partendo da questo, ma l'analisi dei fabbisogni la facciamo anche quando le mie colleghe vanno in azienda a fare il monitoraggio stage, parlano con il tutor e magari viene fuori che non avevamo pensato a quella competenza di cui loro sentono il bisogno. E noi siamo molto flessibili, non siamo come l'università o la scuola con i programmi ministeriali fissi, fermi. Noi possiamo cambiare i nostri programmi di anno in anno e quindi questo continuo confronto, questo continuo scambio con le aziende è fondamentale. Le docenze specialistiche, perché vi ho detto che da normativa almeno il 50% dei nostri docenti arriva dal mondo del lavoro. Noi abbiamo un 60, quindi percentuale più alta. Il progetto di stage o di apprendistato di terzo livello, perché metà delle ore sono in stage. Le visite didattiche, che sono sempre insomma un modo per toccare con mano. E il project work. Tutti i ragazzi in tutti i corsi fanno dei project work seguiti da un docente e quindi noi chiediamo alle aziende delle idee. L'azienda ha bisogno di introdurre un qualche cosa di nuovo. Bene, noi possiamo mettere a disposizione un gruppo di 4-5 ragazzi che studiano, si preparano, sono seguiti comunque da un docente e propongono all'azienda questo qualcosa di nuovo. Credo che poi Mark sul project work avrà qualcosa da dire in base all'esperienza reale. E poi in fondo l'occupazione, nel senso che chiaramente siamo contenti se i ragazzi poi alla fine vengono assunti
dalle nostre aziende. Forse sono stata un po' troppo lunga, ho finito e vi ringrazio. Sono comunque a disposizione se ci sono domande. Grazie Laura, non sei stata assolutamente lunga ma assolutamente esaustiva, e questo credo sia fondamentale e importante. Questo percorso nasce proprio per conoscerci, per conoscere le nostre imprese da parte vostra e da parte delle nostre imprese conoscere la vostra offerta formativa. Citavi pochi secondi fa Mark Aguetazza, il country manager dell'azienda GIPA. È una delle aziende che collabora fattivamente con l'ITS Last e va a svolgere proprio una parte di quelle che sono le possibili collaborazioni che ha presentato Laura prima, perché è un'azienda che accoglie ragazzi in stage, è un'azienda che interviene direttamente nella progettazione e nella coprogettazione del corso di Service Manager, e anche un'azienda che lavora nel territorio ed è presente come anche leader anche nazionale e internazionale dell'aftermarket automobilistico. Chiederei quindi a Mark in questo momento di potersi collegare audio e video e chiedere appunto, gli chiederei appunto qual è l'esperienza vincente che voi avete trovato nel collaborare con l'ITS e soprattutto nell'avere ragazzi giovani dalle proposte fresche e innovative all'interno della vostra impresa. Prego. Grazie Elisa. Allora, per molti che mi conoscono o tireranno un sospiro di sollievo o saranno delusi perché non avrò diapositive questa sera. Sto solo a restituire la mia esperienza. Quando Laura ha progettato il corso mi ha chiesto di intervenire. GIPA realizza studi di mercato sull'automotive, siamo specializzati in questa attività. Mi è capitato di intervenire con molto di voi in serati, pomeriggi, in giro per le diverse province della regione, e quindi mi ha chiesto di trasferire a questi ragazzi per spiegare come funzionava il mercato in maniera totalmente trasversale. Dall'inizio, dal primo corso, sono intervenuto come docente per passare ai ragazzi quello che era questo mercato e spiegare come funzionava. Dopodiché ho fatto carriera, fra virgolette, perché sono stato inserito nel comitato tecnico-scientifico e faccio anche da commissario per gli esami. Quindi mi sono trovato molto più coinvolto in questa esperienza. Poi durante il lockdown ovviamente mi sono reso disponibile a poter organizzare un project work con i ragazzi che purtroppo, pur avendo avuto uno stage previsto in officina presso un operatore del settore, non hanno potuto realizzarlo, quindi erano in 4 e ho detto va bene, troviamo una soluzione alternativa e facciamo quello che fa GIPA. Ovviamente non li potevo scatenare come operatori abusivi dell'assistenza alle vetture, cercando di dire venite in GIPA, poi facciamo dei tagliandi sulle vetture. Quindi abbiamo fatto quello che fa GIPA, ricerca di mercato, e ci siamo scatenati a inventarci una ricerca per parlare delle attese che hanno gli automobilisti in termini di vettura digitale, quindi di collegamento della macchina all'officina e di attese dell'utilizzatore stesso della vettura in termini di collegamento con l'officina, con il riparatore, in termini di informazione, cercando anche di trovare qual era la chiave di lettura ideale della mantra del mondo digitale che dice se tu aiuti influenzi, se tu influenzi vendi. E quindi abbiamo inventato degli obiettivi, creato un questionario, fatto le interviste al telefono, programmato Google per poter fare delle interviste online presso dei familiari, dei parenti, dei colleghi, degli amici di questi ragazzi, e gli abbiamo presentato un risultato
tutto comunque anche pieno di spunti concreti e utili per le aziende. Spero che questi ragazzi si siano portati questo studio nei loro stagi successivi, perché questo percorso fornisce un profilo di ragazzo, uno molto spesso profondamente interessati e motivati a lavorare nell'automotive, ma che sono spesso tecnicamente, ma sempre dal punto di vista commerciale e della relazione col cliente, dal punto di vista digitale, e oggi è assolutamente centrale, dal punto di vista gestionale, per in qualche modo la governance, la governa economica e finanziaria dell'officina, e poi anche dal punto di vista progettuale, di poter pensare a come far crescere queste aziende nel quale sono inserite, man mano che anche loro cresceranno all'interno dell'azienda, ma partono con delle basi, con delle fondamenti estremamente solide, pluridisciplinari, per entrare in un mondo che non sarà più monodimensionale, ma per forza un artigiano dovrà sapere fare tutto questo, e probabilmente se le deve anche portare dalla nuova generazione. Quindi un'enorme opportunità, io direi, per attingere a risorse nuove in un settore che ha bisogno di trovare nuove relazioni, e poi c'è anche un altro elemento, è che chi ha un figlio d'arte che ha bisogno di maturare un po' e di portare a casa delle competenze, è anche un percorso straordinario da seguire. Grazie Mark. Sicuramente anche il tuo è stato uno spunto importante e un punto di riflessione per le nostre aziende. E se da una parte abbiamo voluto appunto la testimonianza di un'azienda che collabora in modo strutturale con l'ITS, dall'altra volevamo anche dar voce a Giovanni. Giovanni è uno studente, Giovanni Dell'Era è uno studente dell'ITS, ha concluso il primo anno e sta svolgendo lo stage presso Autocentrum. È uno stage che è iniziato a gennaio, è pronto per affrontare il secondo anno ed è già felice e soddisfatto perché ha una sorta di precontratto che gli fa ben sperare per il futuro. Vorrei però chiedere a Giovanni un po' di che cosa si occupa e cosa fa in azienda, se intanto si può connettere audio e video. Buonasera a tutti. Buonasera Giovanni, eccoci. Allora appunto volevamo un po' sapere da te, insomma, di cosa ti occupi in azienda, cosa pensi, cosa speri un po' per il tuo futuro, e anche e soprattutto che cosa ti stai portando in ufficio, in azienda, all'interno dell'autofficina ogni volta che entri. Qual è il bagaglio culturale che ti stai portando, la formazione professionale che l'ITS ti sta dando e ti darà anche sicuramente per il prossimo anno. Prego. Certo. Allora, come accennava prima, sono uno studente presso ITS Lastra, indirizzo Automotive Service Manager, e diceva la direttrice di ITS, sono dei corsi molto validi perché il fatto che riusciamo a fare il 50% delle ore a lezione e il 50% di ore a stage permette appunto di essere sempre competenti in qualsiasi ambito, diciamo soprattutto anche nell'ambito della gestione del cliente, quindi le famose soft skills di cui parlavamo prima, e permettono appunto di approcciarsi con i clienti nella maniera più pertinente possibile, e abbiamo anche, diciamo, un bagaglio di formazione tecnica meccanica che ci permette di essere completi, diciamo così, sotto parecchi aspetti. E nel mio percorso di stage, come diceva prima, lavoro presso Autocentrum Verona, che diciamo si chiama l'ex Vicentini, diciamo, che è la sede principale del gruppo Volkswagen nel Veneto, ma anche in Italia. È molto famosa perché è vicina a Volkswagen Group Italia, quindi diciamo un po' un punto di riferimento per l'Europa, il che mi può solo che far piacere, nel senso che ITS mi sta dando questa opportunità, ed è anche
una vera rampa di lancio verso il mio futuro, perché è un'esperienza importante e diciamo mi sta dando tante possibilità. Le mie principali mansioni sono, diciamo, l'accoglienza e il prenotazione service sul gestionale aziendale, quindi seguo il cliente dall'inizio alla fine, quindi dalla fase ancora di preparazione all'appuntamento con il cliente, quindi magari può essere una telefonata oppure un incontro faccia a faccia con la macchina, insomma, in questione. Chiaramente dopo c'è una fase di ricezione del veicolo sul ponte, quindi nella fase dell'appuntamento alzo la macchina con il ponte elevatore e assieme al cliente ragioniamo su quali sono gli interventi più consoni da fare alla vettura, e oltre chiaramente alle cose già concordate, che come possono essere revisioni, tagliandi o cose varie. Se poi bisogna aggiungere ad esempio delle pastiglie dei freni piuttosto che cambiare delle gomme, valuteremo insieme al cliente in fase di ricezione. E il cliente lo seguo fino alla fase di riconsegna effettiva del veicolo, quindi la fase di accettazione, che è la mia mansione principale, è fondamentale perché bene o male, come dice anche la mia tutor, di stage, siamo un po' la vetrina dell'azienda, del concessionario, quindi bisogna cercare sempre di essere impeccabili e di offrire al cliente il miglior trattamento possibile. E quindi queste sono le mie principali mansioni, ecco, all'interno di Audit Centrum Verona. Grazie Giovanni per la tua testimonianza. Quindi una domanda che forse è anche un po' retorica, però la differenza che hai trovato nell'essere uno studente dell'ITS, quindi di un istituto tecnico superiore di questo tipo, che ti dà questo tipo di formazione specialistica, rispetto magari ad altri percorsi professionali o ad altri percorsi di studio che avevi valutato o vagliato per il tuo futuro, rispetto all'università piuttosto che altro? Sì, allora avevo pensato di fare l'università prima di intraprendere questo percorso e poi però appunto sono venuto a conoscenza di ITS tramite i social, insomma mi sono documentato, informato bene sulla situazione e ho visto che sì, oltre all'alto tasso di la percentuale molto alta di occupazione, danno anche una formazione di un certo tipo. Il fatto di avere dei professori che sono comunque, che sono nel mondo del lavoro da tanti anni e che non sono proprio professori, o meglio alcuni lo sono sì, però altri sono appunto dei dipendenti in aziende, concessionari o cose di questo genere, ci dà appunto la possibilità di vedere, di capire quali sono i casi effettivi che dopo si vedono nella realtà, perché quello che si studia dopo difficilmente è quello che si vede nella realtà, e avendo la possibilità di avere queste esperienze concrete, queste esperienze vissute già da altre persone che ci vengono raccontate a noi, ci permettono di essere sempre di gestire tutte le situazioni nella maniera migliore possibile, insomma, anche con inconvenienti che possono esserci, con un cliente che potrebbe essere arrabbiato per una qualsiasi cosa. Tramite le esperienze che ci hanno raccontato siamo in grado di gestire la situazione diciamo nella maniera più corretta possibile, ecco, senza sforare, senza usare le famose parole killer come sono state insegnate, che possono andare a distruggere, diciamo, il rapporto che c'è tra il cliente e me, diciamo, l'accettazione generale. E quindi sì, ITS mi sta dando veramente delle possibilità concrete e sono veramente contento di aver preso questa decisione, perché l'università è molto teorica, sì, è un percorso di studi che sicuramente vale la pena, però ITS va più a fondo sulle cose, si vedono bene le situazioni reali, non solo teoriche, ecco, tutto qui. Grazie. È la cosa migliore. Grazie Giovanni per questa promo ITS, assolutamente è stato
interessante, anche illuminante il tuo intervento, anzi ti ringrazio. Quindi abbiamo anche da te la testimonianza e la prova che l'ETS è una struttura che è profondamente radicata nel territorio e lo sa rappresentare al meglio. Chiederei ad Andrea Conzato della carrozzeria Conzato, a Massimo Ruffa Service e Alessandro Marin di Vimauto di condividere con noi, e andrei in questo ordine che è assolutamente casuale, chiederei di condividere con noi un po' la loro esperienza di cosa fa l'azienda, qual è il proprio ambito di intervento principale, e alla luce anche di quanto ci ha raccontato Giovanni, che è parte in causa, nel senso è proprio la persona che all'interno dell'azienda sta portando la propria professionalità acquisita negli ITS da una parte, e dall'altra appunto rispetto a quanto la dottoressa Speri ci ha raccontato, quanto di questo ITS può essere portato nelle nostre aziende, tenuto conto che come è stato citato più volte, neanche a farlo apposta, dai vari interventi nel corso in questa serata, è stato citato anche dai nostri artigiani quando abbiamo fatto 4 chiacchiere al telefono per preparare la serata, cioè che nel mondo soprattutto dell'automotive, delle concessionarie, delle carrozzerie, il saper fare non è più sufficiente, ma è importante e fondamentale anche, anzi soprattutto, il sapere. Quindi chiederei ad Andrea Conzato di raccontarci un po' la sua esperienza, forte di un'impresa che ha una media di età dei dipendenti di 31 anni, questo è un elemento che mi sono segnata perché è significativo, quindi vuol dire un'azienda che ha saputo già investire sui giovani, ma è anche un'azienda che ha portato innovazione, perché adesso lascio la parola, non voglio togliergli io quello che ci vado a dire, però ha saputo inserire al suo interno un sistema incentivante, un planning delle attività e anche un nuovo ramo di azienda che è appunto questa areografia. Ma prego Andrea, raccontaci tu. Buonasera a tutti, mi sentite bene? Ciao, io sono Andrea Conzato, socio della carrozzeria Conzato che gestisco con mio fratello Eddie Conzato. La carrozzeria ha 50 anni, festeggia 50 anni quest'anno di attività, e io sono entrato nel 1999 introducendo il ramo della grafica, mentre mio fratello era entrato 4 anni prima introducendo più il settore dei veicoli industriali. Quindi diciamo che negli anni 2000 eravamo un'azienda che si occupava di riparazione auto storicamente dai genitori, di riparazione veicoli industriali che stava crescendo, e di grafica digitale, delle verniciature speciali sugli automezzi e tutto, con dei macchinari che compravamo in Giappone. Allora nel 2008, primis mio fratello e poi subito mi sono aggregato anch'io, abbiamo sposato il sistema Lean e Toyota. E lì abbiamo fatto una profonda ristrutturazione dell'azienda e abbiamo cominciato in primis a investire sulla formazione e sul coinvolgere i ragazzi in tutte le attività di miglioramento che potevamo fare all'interno dell'azienda. Man mano che siamo cresciuti abbiamo scoperto che in verità dovevamo anche cambiare pelle, perché ormai non eravamo più solo una carrozzeria auto, potevamo fare molto di più. E siamo passati da un'azienda che aveva 10-12 operai, collaboratori, a un'azienda con più di 30 persone, più un gruppo che gestisce una trentina di persone con età media bassissima, come dicevamo prima. Allora, in primis abbiamo lavorato sul ramo della grafica, diventando dai clienti di queste ditte in Giappone che facevano questi aerografi digitali agli importatori nazionali. Quindi lì siamo scontrati con internazionalizzazione, importazioni, parlare inglese con i giapponesi, che non è facile. E poi
comunque occupandoci anche di carrozzeria e di ramo veicoli industriali, soprattutto con le attività di Lean, abbiamo imparato che dovevamo collaborare non solo con i nostri collaboratori, ma anche con i nostri clienti. Quindi avevamo capito che dovevamo essere anche fornitori delle aziende con cui collaboravamo. Quindi abbiamo messo su un'attività di vendita anche online, ma anche diretta, di pezzi di ricambi di camion. La Lean ci ha fatto scoprire che in realtà noi i pezzi non dovevamo venderli solo rivenderli, dovevamo anche verniciarli, perché era quello che aveva bisogno il nostro cliente per diminuire i tempi di attraversamento della riparazione in se stessa. E da lì abbiamo messo su un sacco di attività e anche, per esempio, anche tutti i nostri collaboratori sono spinti da un sistema incentivante che va a misurare le ore previste sulle lavorate e i tempi di attraversamento della commessa. Diciamo che la Lean ci ha fatto scoprire che su tutte le attività che abbiamo dobbiamo diminuire al massimo il tempo di attraversamento che sta dentro le commesse, e i ragazzi devono avere comunque delle sfide, dei standard. E anche, per esempio, anche quell'altra ditta che si occupa dei ricambi, praticamente siamo un gruppo di 3 aziende, la Carrozzeria Conzato che è la madre, la Tono Continuo che si occupa della grafica digitale anche all'industria adesso, e la Vitricambi che si occupa di vendita ricambi verniciati e non solo, ma sia a noi stessi che ai nostri clienti, insomma. Allora ci troviamo costantemente, sia io che mio fratello, a parlare di internalizzazione, magazzini, B2B. Quindi provvidenziale questo intervento di oggi per vedere che ci sono delle figure professionali specialistiche che possono anche essere inserite magari inizialmente con uno stage, con un percorso di avvicinamento, e poi all'interno della vostra azienda, insomma un'azienda che ha puntato sul digitale, sull'internazionalizzazione, cioè direi che sull'ICT, cioè direi proprio siete l'azienda tipo che può incontrare l'interesse e la collaborazione con l'ITS Last, proprio. Sì, infatti anche noi da svariati anni collaboriamo anche con le scuole del Vicentino, poi sia io che mio fratello avevamo fatto l'ITIS Rossi di Vicenza, quindi certo, abbiamo mantenuto un ottimo rapporto con i professori e abbiamo sempre fatto attività di stage anche con la meccatronica del Rossi, e ho avuto 2 ragazzi anche questo mese qua da noi, e comunque riteniamo fondamentale che ci sia sempre un'introduzione di ragazzi nuovi che possano portare un po' le loro esperienze, ma anche, diciamo, un'aria fresca, un modo diverso di gestire le cose. Grazie. Grazie Andrea, prezioso il tuo intervento. Proprio su questo chiedo a Massimo Ruffa di fare una battuta, ne parlavamo oggi. Benissimo saper mettere le mani, ma non si può non avere una formazione appunto digitale avanzata, e non si può non conoscere l'inglese per poter leggere i manuali e gestire i programmi. Vero Massimo? Ne parlavamo prima. Se ti accendi l'audio. Ok, sì, eccomi. Mi senti? Sì, chiedo ad Andrea nel ringraziarlo anche di spegnere l'audio, grazie, quindi parla pure. Buonasera a tutti, ringrazio per l'opportunità. Io sono Massimo Ruffa e faccio una piccola presentazione, una piccola premessa. Sono vicepresidente per la provincia di Padova per quanto concerne il Confartigianato nell'ambito dell'autoriparazione, e questo mi ha visto impegnato negli ultimi 10 anni nell'ambito della categoria in vari fronti, e mi sono specialmente dedicato alla parte formativa e al rapporto con gli istituti nel mio specifico, perché lo reputo un argomento che merita molti approfondimenti e sviluppi, specialmente in questi ultimi anni, in quanto all'inizio magari non era percepita l'importanza della materia. Ora più che mai, vista l'evoluzione che sta subendo
nell'ambito automotive, con i veicoli, con l'introduzione dei veicoli elettrici, l'esigenza di professionalità e di preparazione, e mi attacco alla tua domanda, non è più fondamentale il fare, perché il fare e basta può creare anche delle condizioni critiche dove, oltre a rischiare l'incolumità delle persone, nell'ambito di intervento, ipotesi di una macchina su un veicolo elettrico, non porta a nessun beneficio risultato, quindi si rende indispensabile sapere prima di fare e attivarsi con le applicazioni, processi e procedure. Dopo perfettamente mi trovo d'accordo con quanto ha raccontato Andrea, pur che magari nell'ambito della categoria noi lo percepiamo lontano, l'argomento Lean Production, e invece secondo il mio punto di vista ci apre molto e ci mette molto, per chi sposa la filosofia, ci mette molto in discussione proprio nello specifico nelle applicazioni di processi e procedure, per poter migliorare professionalmente nell'applicazione quotidiana, nella riduzione dei tempi e nella riduzione e nella gestione dei tempi di intervento, a miglioramento dello stesso fine, perché se ti metti in discussione su tutto sicuramente diventi performante, che è questo dove tutti dobbiamo lavorare, in tutti gli ambiti, sia nell'ambito di competenza tecnica che non tecnica, e ascoltando tutti i vari interventi concordo appieno con l'esigenza di essere attenti nel non trascurare l'approccio con il cliente, il modo di comunicare, perché è fondamentale. Oggi purtroppo nelle aziende, purtroppo per fortuna, ci troviamo ad avere dei rapporti tra produttività e improduttività che quasi pareggiano, perché per rendere sì una persona produttiva abbiamo bisogno anche di un improduttivo che crei la condizione perché questo soggetto abbia la piena efficienza nella produttività in officina, proprio anche attaccandoci al concetto della Lean. Quindi diventa fondamentale sviluppare, sentendo adesso mi è sfuggito il nome del ragazzo che sta facendo il percorso, Giovanni, scusami Giovanni, diventa una figura preponderante, gestire il cliente e gestire il rapporto col cliente, proprio perché anche ad oggi viviamo parecchie problematiche, specialmente nel reperire le materie, perché purtroppo con questa pandemia si sono create delle condizioni che hanno inevitabilmente creato delle lungaggini nel reperimento dei ricambi stessi per intervenire. E poi anche dicevamo anche Massimo, quindi appunto l'importanza di avere persone che anche nel rapporto con il cliente come Giovanni, ma anche negli altri ambiti, negli altri settori, siano persone formate tecnicamente, specializzate, che sappiano affrontare le questioni, le problematiche nel modo più corretto, no? Perché come dicevamo anche prima al telefono, non è più la stessa persona, l'autoriparatore, l'officina che esce e dice faccio brigo, ma ruoli specifici, attività specifiche, ma soprattutto percorsi professionali alle spalle, no? Certo, però se io posso esprimere un parere che magari va contro tendenza, nella sfida che mi sono sempre dato, perché io sono figlio d'arte e naturalmente ho fatto tutto il mio percorso all'interno dell'azienda, e poi a un certo punto, dopo 10 anni di percorso all'interno dell'azienda, ho dato un out e gli ho detto: o si cambia o cambio, e ho messo in atto il cambiamento, e nel mettere in atto il cambiamento mi sono reso conto che effettivamente avevo delle innumerevoli carenze in tantissimi aspetti, perché in quei 10 anni che ho fatto nel percorso di affiancamento in azienda nessuno curava questi aspetti, però nel 2000 ho capito che era il momento di cambiare, ho cambiato rotta radicalmente, sconvolgendo l'azienda e andando a iniziare a fare cosa? A studiare, perché pure uno dice sì, ma sai fare il tuo mestiere? Non è vero, penso di saperlo fare, che è diverso dal farlo. E giusto per una delle sfide
che mi sono trovato ad affrontare nei vari percorsi proprio con i dipendenti è stata quella di, nell'essere esigente nella crescita, di trovarsi allo scontro col dipendente e al rischio di perdere lo stesso dipendente, perché naturalmente tanti fanno fatica a capire che tu vuoi il suo bene. E la sfida qual è stata per mantenere il dipendente? Iscriverlo alla formazione e fargli fare un percorso di crescita. Quindi questo conferma ancora di più che quanto voi state professando è corretto, e io ringrazio e mi illumino quando ho visto service manager, le aree eccetera, perché io nei vari progetti che ho seguito in Confrazionato Padova trovo la piena espressione di quanto voi, quanto l'istituto ha espresso, quindi sono in sintonia perfetta. Grazie Massimo. Scusatemi se mi... No, anzi, grazie a te del tuo intervento. Mi avevi detto di fermarti, quindi procedo agli ordini. No, a parte le battute, grazie. Anzi, colgo la palla al balzo e chiedo ad Alessandro Marin di accendere audio e video, se ci sta sentendo. Eccolo qui, lo sentiamo. Perfetto, grazie Alessandro, vedo che sei acceso audio e video, e proprio dicevo, colgo la palla al balzo di quanto ci diceva Massimo fino ad ora, cioè la sfida che lui ha lanciato ai propri dipendenti è stata quella di metterli in formazione e di farli tornare a studiare, ad approfondire. E proprio noi oggi parlavamo del fatto che tu per la prima volta dopo 10 anni hai finalmente confermato 3 apprendisti post stage, sia dal CFP per la prima e anche dall'ITIS della tua zona. Quindi l'importanza dello studio, dell'approfondimento, della specificità che si riconferma ancora una volta, e a questo punto ti chiedo anche, una figura tecnica come quella che viene promossa dall'ITS, quale valore aggiunto può portare all'interno di un'azienda come la tua, Alessandro? Allora, faccio una piccola premessa. Sono molto legato ai temi della formazione e, come dicevo prima, il tuo collega, per la prima volta quest'anno, dopo tanti anni, abbiamo visto 3 ragazzi che ci vengono dei vari stage formativi, CFP oppure il CFP Don Bosco o signore, mi sfugge il nome. Ok. Finalmente abbiamo avuto dei 3 ragazzi con voglia di fare, motivati, cosa che era anni e anni che non lo vedevamo, e questo mi fa ben sperare che ci sia un ricambio generazionale nei prossimi anni. Noi siamo in realtà da 12 persone media che si occupa un po' di tutto. Siamo in una zona turistica, dunque legati soprattutto all'afflusso lavorativo nel periodo estivo multilingua, tedesco, inglese, e qui lamento il fatto che purtroppo i ragazzi non sanno o non danno la dovuta importanza alla conoscenza delle lingue inglese e tedesco soprattutto, ok? Che noi siamo a Cavallino Tre Porte, dunque vediamo di cifre molto importanti. Siamo il secondo comune italiano di presenza turistica con 6 milioni e mezzo, e chiaramente non avendo stazioni di treni o aeroporti, la gente principalmente arriva in macchina, e da lì poi chi ha problemi chiaramente si appoggia in officina, ma il cliente deve avere innanzitutto deve sentirsi accolto, il valore dell'accoglienza, il fatto di comunque trovare degli interlocutori che parlino una lingua, e questo è molto difficile farlo capire ai ragazzi che si approcciano a questo lavoro, perché io vorrei fare se mi date 2 minuti, un passo un po' indietro, per fare proprio un salto culturale diverso, cioè che la professione dell'autoriparatore non è più come quella di una volta. Ben vengano le figure, come ho detto prima, il ragazzo che lavorava all'Audicentrum Venezia, okay, Verona, ok, però chiaramente non tutti andranno a lavorare in una concessionaria, c'è anche la cosiddetta officina di paese, piccola o grande che sia, però questo non toglie il fatto che comunque una lingua dovrebbero saperla i ragazzi, in inglese soprattutto. E poi collegando il fatto del sentivo parlare dell'accettatore, sì, figura molto importante, però i ragazzi che si approcciano alla preparazione dovrebbero essere un po', come si può dire, un po'
multi-attività, perché nelle realtà medie e piccole la vera figura dell'accettatore in realtà non c'è. Okay? Sono delle persone che fanno sia l'accettazione del veicolo, ma poi fanno anche l'attività di riparazione del veicolo. Perché? Perché siamo realtà che non possono avere una o due figure dedicate esclusivamente all'accettazione del veicolo. Questa è una diversità che vorrei appunto sottolineare. Per quanto riguarda poi la formazione, c'è una grossa sfida che abbiamo nei prossimi anni, perché non sapremo in realtà che figure ci serviranno su questo. Sì, il mondo elettrico è dietro la porta, però attualmente delle realtà che sto vivendo io non stanno ancora investendo in maniera forte o preponderata su quello che è quelle che saranno tutte le nuove tecnologie, perché sì, autoriparazione, sì, sporcarsi le mani di grasso, questo ci sta, ma bisogna avere anche delle competenze informatiche per riuscire a riparare i veicoli di adesso. Dunque io mi auspico che le nuove figure che escono vadano in questa direzione. Chiaramente io non conosco in maniera approfondita la realtà dell'ITS, okay, perché io sono di Venezia e chiaramente non ho avuto possibilità di contatto, di sperimentarla. Mi piacerebbe avere qualche contatto, vedere come preparano i ragazzi, anche per dare delle indicazioni un po' tutto tondo per quello che è il mondo dell'artigianato, cioè non solo per le concessionarie o realtà importanti, ma anche per l'officina di medie dimensioni che potrebbe avere 4, 5, 6 dipendenti. Insomma. Certo. Grazie Alessandro, anche questo è uno spunto interessante. Credo che la dottoressa Speri oggi abbia preso un sacco di appunti, come noi abbiamo preso un sacco di appunti durante il suo... Posso aggiungere una cosa? Cioè, Prego. Il fatto che il mondo dell'autoriparazione è fatto di tante sfaccettature, di tantissime realtà. Io credo che se le persone che escono da questo percorso formativo abbiano delle conoscenze per quanto riguarda conoscenze tecniche, diamole tra virgolette per scontate, delle conoscenze di accettazione del cliente, delle conoscenze linguistiche corrette, cioè che sappiano quantomeno leggere il manuale di uso e manutenzione, o se capita una Tesla che l'ha settata in inglese, che magari questi non facciano non si trovano impreparati, perché il primo approccio chiaramente che stabilisce il cliente con l'accettatore con meccanico hai già fatto il 50% della riparazione, se vede che sei disinvolto, che conosci una lingua, che non sei in faccia di fronte a una nuova tecnologia. Ecco, questo sì, ok, formiamo gli accettatori, ma formiamo anche delle persone che possono fare dei lavori un po' tutto tondo. Io sto così verificando altre realtà che si sta verificando questo, sì, l'accettatore, però su altre realtà di officina che stiamo vedendo sta crescendo questa figura, cioè arriva il cliente, lo accetta il meccanico, okay, e gli segue la riparazione, il preventivo e la riconsegna del veicolo, cioè una persona sola, okay, che segue il veicolo e il suo ingresso in officina. Questa per me è una nuova figura che potrebbe essere vincente nelle piccole realtà. Grazie Alessandro. Allora, ancor più invito, vediamo l'utilità, l'opportunità e la bontà di queste serate che servono agli ITS per presentare la propria offerta formativa, per raccogliere gli spunti delle nostre aziende e dall'altra parte le nostre aziende di conoscere quello che l'ITS offre. L'abbiamo visto nella descrizione importante, interessante e illuminante della dottoressa Speri, e anzi proprio per questo daremo anche continuità a questo progetto già in autunno. Noi con mercoledì chiudiamo il tour, l'ITS Tour, e avremo modo di vedere quindi poi ad autunno di riprendere i contatti e di sviluppare delle nuove progettualità insieme con quello che stiamo ipotizzando diventare un ITS Day, una giornata rappresentativa, di dimostranza, di riflessione e di dialogo. Nel ringraziare tutti chiedo e passo la parola per le conclusioni a Paolo Brandellero, che è il presidente regionale del gruppo logistica,
di Confartigianato Imprese Veneto, quindi gli chiederei di prendere la parola e di accompagnarci alla chiusura di questa serata. Prego Paolo. Buonasera a tutti, chiederei di Alessandro di spegnere il microfono. Altrimenti... Infatti stavamo... Proviamo a chiuderlo noi. Che butta su e marcia. Finito. Ce la facciamo? Dovremmo averlo chiuso. Prego, Presidente. Però si è chiuso anche lei. Avete attivato anche il mio. Eccola. Avete disattivato anche il mio. Non disattivato tutto. Allora, intanto vi ringrazio per questa opportunità e spero di essere all'altezza della situazione per riepilogare tutto quello che abbiamo detto stasera. Molte cose che volevo dire io l'hanno già dette, quindi cerco di essere anche sintetico e mi sono preparato 2 parole. Allora, questa è la sesta serata del ciclo dedicato all'ITIS del Veneto. E secondo me è stata ricca di nuove informazioni e di riflessioni. Questo ci dà la possibilità e anche forse l'occasione di conoscervi meglio e di portarvi nelle nostre piccole aziende. Soprattutto nella mia vi chiederei anche di essere contattato, perché a un certo punto mi interesserebbe anche a me avere un ragazzo così giovane e volenteroso che abbia voglia sia di lavorare che magari di fare altre cose oltre che all'ufficio, come dicevamo tempo indietro, perché noi nelle nostre piccole aziende abbiamo bisogno sì di persone professionali, ma di professioni anche versatili, persone che riescano a dare sia il contributo in ufficio, vedi accettazione, sito o come possiamo dire, e parlare col cliente, sia come magazzino dove può guidare il muletto, il camion, il furgoncino, dove può dare una mano a chiunque, insomma. Una persona versatile, un ragazzo giovane come quello mi sembra abbastanza volenteroso, quindi farebbe comodo anche a noi avere una persona del genere. Comunque, le testimonianze che abbiamo ascoltato hanno evidenziato come la collaborazione tra le nostre imprese e i giovani dell'ITS abbiano un senso strategico. Mi sono fatto degli appunti, quindi non vorrei saltarne qualche pensiero. Le testimonianze hanno dimostrato che non solo il dialogo è possibile, ma per molti aspetti necessario e che può essere un'importante occasione di crescita per tutti coloro che ne sono coinvolti. Gli interventi dei colleghi imprenditori, che ringrazio, hanno offerto la loro esperienza nella loro tavola rotonda, evidenziando ancora una volta che le nostre imprese siano luoghi di formazione e di apprendimento, luoghi dove i giovani studenti degli ITS possono sperimentare, confrontarsi con noi, sviluppare le diverse competenze, misurarsi realmente con l'intero ciclo del nostro lavoro. Con questi webinar abbiamo dimostrato che il mondo dell'impresa media e piccola dell'artigianato è capace ed è pronto ad accogliere gli studenti. È chiaro a tutti che non esiste solo il modello della grande impresa come soggetto che offre esperienze, ma è presente anche la nostra realtà di imprese che possono offrire esperienze soddisfacenti. Questo è un valore del nostro tessuto economico, una realtà che va sempre ribadita, per la quale Confartigianato si fa sempre portavoce. Siamo felici di poter dire che il nostro sistema, le nostre numerose imprese, anche in un momento non facile, anzi sicuramente difficile, ci stanno chiedendo di assumere, non stanno certo chiedendo di aprire una fase di licenziamenti. Siamo pronti per una nuova stagione nella quale la nostra cultura tradizionale del lavoro si evolva e si riformi con gli strumenti tipici dell'era digitale e con una nuova consapevolezza legata all'ecosostenibilità. Siamo pronti ad una nuova fase evolutiva che coinvolge le numerose diverse nostre specializzazioni, quelle che chiamiamo tutti mestieri. Un aspetto che è emerso anche in questo nostro incontro, quasi a ribadire i precedenti, è che noi titolari di piccole e medie imprese siamo alla ricerca di giovani da inserirsi in stage o ancora meglio in apprendistato, con competenze in grado di supportarci nelle nostre sfide quotidiane. In questo gli ITS sono nostri alleati e queste iniziative ci dicono che la collaborazione non è possibile, ma è anche strategica. Sarà ancora più strategica se sarà declinata con una formazione che porti a coniugare i programmi innovativi e concreti, con la non paura di sporcarsi le mani, o che costituisca la consapevolezza della responsabilità e importanza di avere in affidamento un veicolo da guidare da elevate professionalità necessarie. I numeri dei partecipanti a questa sera e dalle altre confermano l'interesse nostro a dare un contributo al mondo della formazione specializzata. Tutti abbiamo dimostrato che questa è la direzione giusta.
Ora, come Confartigianato, delineeremo anche l'esatto percorso nel seguire questa direzione per avere una ricaduta sulle nostre imprese. Siamo quasi alla fine di questa prima fase del percorso di confronto con gli ITS. Nelle 5 serate che hanno preceduto questa, abbiamo raccolto la partecipazione di oltre 200 imprese, accomunate dalla volontà di guardare avanti e che vedono nel nostro manifesto un'espressione di volontà per il futuro. Un futuro nel quale scuola e imprese abbiano un comune patto per il futuro del lavoro. Sono stati incontri vitali e partecipati, incontri nei quali i titolari di imprese hanno offerto le loro esperienze, anche riconoscendo che talvolta hanno imparato di più rispetto a quanto insegnato collaborando con le scuole. Questo genere di approccio franco e schietto, assieme alla partecipazione, è stato un risultato che è andato oltre le nostre previsioni. Il prossimo 14 luglio si concluderà questo primo ciclo di webinar. Il progetto riprenderà dopo la pausa estiva, proseguirà con l'organizzazione di importanti ITS Day, al quale già fin da ora spero parteciperete. Concludo con ringraziare tutti, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo e agli altri incontri. Mi sia concesso ringraziare in particolare, anche a nome di tutti i partecipanti, tutte le persone del sistema Confartigianato del Veneto, che a vario titolo hanno reso possibile questi webinar con il loro lavoro, le loro conoscenze e la loro passione. Grazie a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie Presidente, davvero grazie di cuore anche per i complimenti che fanno sempre piacere. È il nostro lavoro, ma come in tutti i lavori, se lo fai con passione è più bello. Esatto. Chiudo in modo assolutamente sintetico ricordando che nei prossimi giorni, domani e dopodomani, riceverete una mail, un po' un customer care, si parlava prima, un po' per chiedervi un'opinione, una valutazione sull'incontro e anche per raccogliere la disponibilità delle aziende che a vario titolo vorranno collaborare con l'ITS. Quindi anche lei Presidente risponderà alla mail, ci darà i suoi riferimenti e la contatteremo quanto prima per organizzare un incontro con l'ITS. Quindi io ringrazio tutti, direi che abbiamo raggiunto un'ora importante, anzi è la serata che si è protratta più a lungo di tutte le altre, quindi vuol dire che gli spunti di riflessione e gli approfondimenti sono serviti, hanno portato una bella discussione che porteremo a casa e che riporteremo nelle nostre aziende, nei nostri uffici e nel nostro ITS per il futuro, per i prossimi giorni. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e a quest'autunno.